che cosa significa, ossia che cosa Cristo ha fatto attraverso la Pasqua. Ok? Io ti invito ad alzarti in piedi già e aprire la parola di Dio, se l'hai portata nella tua Bibbia, in Prima Corinzi, capitolo 5, versetto 7. E dice così: purificatevi dal vecchio lievito per essere una nuova pasta, come già siete senza lievito, poiché anche la nostra Pasqua, cioè Cristo, è stata immolata. Celebriamo dunque la festa non con vecchio lievito, né con lievito di malizia e di malvagità, ma con gli azimi della sincerità e della verità. Perché Paolo scrive questa cosa ai Corinzi? Perché dice dovete essere senza lievito. Interessante una cosa che è successa proprio quella notte, quando il popolo di Israele è uscito dai confini dell'Egitto e ha dovuto lasciare le sue tende, e mentre loro camminavano hanno portato quello che loro prima facevano con il lievito, cioè il pane senza lievito. E quel pane che doveva essere consumato senza lievito rappresentava, come ha detto questo testo biblico, la nostra vita, ossia una vita che deve essere semplice, una vita che deve essere sincera, una vita che deve essere senza nessun lievito religioso. Noi siamo dalla presenza di Cristo proprio con questo cuore stamattina, e vorrei che ciascuno di noi potesse avere questo cuore aperto all'opera di Dio. Io so che come tu, come me, sei una persona normale, niente di straordinario, ma incredibile che Dio ha usato i suoi 12 apostoli, persone semplici, persone aperte alla sua opera, e attraverso questi 12 lui ha cambiato il mondo. Dio vuole cambiare il mondo attraverso la tua vita, ma noi dobbiamo mangiare pane di sincerità, pane di verità, pane senza il lievito della religiosità. Dio ti conosce molto bene, lui conosce tutta la tua storia e lui vuole fare attraverso di te, attraverso la sua Pasqua, un'opera profonda, straordinaria per la sua gloria. Ok? Io vorrei che noi potessimo pregare insieme adesso e lasciare tutto nelle mani di Dio. Io non so come tu sei entrato qua stamattina, ok? Forse hai vissuto dei problemi questa settimana, delle difficoltà, dei pensieri, delle angosce tue personali, non lo so, ma il Signore conosce molto bene. Lascia tutto ai piedi di Dio, perché Lui vuole fare un'opera stamattina, e affinché io e te possiamo uscire da questa sala di culto completamente trasformati dalla sua opera. Ok? Chiudi i tuoi occhi, comincia a parlare col Signore. Nostro Dio, nostro Padre, grazie per la Pasqua che celebriamo oggi. Questo passaggio dalla schiavitù alla libertà che è stata segnata dalla vita sacrificata di Cristo sulla croce. Quell'agnello che, dice la parola di Dio, ha tolto il peccato del mondo. Quell'agnello che è morto ma è anche risorto e che ci ha dato speranza di vita eterna. Signore, io ti ringrazio per tutti quelli che sono qua stamattina e per quelli che arriveranno, Signore, che stanno per arrivare. Padre, io ti chiedo di benedire ciascuno di noi con un pane fresco che viene dal cielo, gli azimi della sincerità, gli azimi della verità, pane senza lievito, la tua parola. Grazie, Signore, di essere in mezzo a noi, perché la tua parola dice con questa promessa meravigliosa che dove 2 o 3 sono riuniti nel tuo nome, tu sei in mezzo a loro. Benedici, Signore, l'opera delle tue mani questa mattina. Guarisci, Signore, i cuori di chi è arrivato qua stamattina. E se necessario, Signore, guarisci anche il corpo e lo spirito. E nelle tue mani, Signore, ci rimettiamo a te. L'unica cosa che ti chiediamo, Signore, è che l'unica stella che vogliamo che brilli qua oggi sei tu, Cristo Gesù, il Signore. Grazie per questo tempo che ci dai per stare ai tuoi piedi. Nel nome di Cristo Gesù. Amen. Amen.
prima di sederti io ti invito a dare un saluto al tuo fratello o alla tua sorella che è una settimana che non vedi. Girati, dai una parola di benedizione, non stringere le mani, mi raccomando, ancora non siamo in periodo di libertà totale, ma tuo marito o tua moglie sì, tu puoi, chiaramente, ok? Grazia e pace, amen? Amen. Lodiamo il nome del Signore questa mattina. Celebriamo il Signore che è colui che è degno di ogni lode e di ogni onore, e possiamo manifestare la nostra gioia, la nostra felicità di avere questo Dio meraviglioso che si è dato per noi, per la nostra salvezza, ed è con noi in nome di Gesù. Amen? Amen. Lodiamo il tuo nome, Signore. Lui è degno di maestà e gloria, Lui è degno di maestà e onore, Lui è degno di maestà e gloria, Lui è degno di maestà e onore. Eleviamo le nostre mani, adoriamo Gesù, l'agnello di gloria, esaltiamo il paradonabile Salvador, che vive per sempre, il grande io so Gesù. Tutti insieme. Lui è degno di maestà e gloria, Alleluia. Lui è degno di maestà e onore, Lui è degno di maestà e gloria, Lui è degno di maestà e onore. E allora? Eleviamo le nostre mani, adoriamo Gesù, l'agnello di gloria, e sappiamo il paragonabile Salvador, che vive per sempre, il grande io so, Che vive, che vive per sempre, il grande io so, che vive. che vive per sempre, il grande io so, Gesù. Eleviamo le nostre mani, adoriamo Gesù, l'agnello di gloria, esaltiamo il paragonabile Salvador, che vive per sempre, il grande io so, Che vive. che vive per sempre, il grande io so, che vive per sempre, il grande io so, Gesù. Alleluia al tuo nome, Signore. E il Signore Gesù ha vinto la morte ed è risorto e abita in mezzo a noi. Amen. Amen. Dov'è la gioia? È nel Signore. Insieme. Che vince il buio e del peccato, e cui amore è così grande,
confusione, che ci ha reso suoi figli e figlie, i re di gloria, Gesù il re dei re, che guida il mondo con la giustizia e con splendore, è come il sole, il re di gloria, Gesù il re dei re. Questa è la grazia tua, il tuo infinito amore, hai preso il posto mio, portando i pesi in me, hai dato la tua vita, perché io fossi libero. Oh, Gesù, io canto di ciò che hai fatto in me. Dio è l'agnello di Dio, Dio è colui che ha vinto la morte, Dio è l'agnello di Dio, Dio è colui che ha vinto la morte, Dio è l'agnello di Dio, Dio è colui che ha vinto la morte, Dio è l'agnello di Dio, Dio sei. Questa è la grazia tua, il tuo infinito amore, hai preso il posto mio, portando i pesi in me, hai dato la tua vita, perché io fossi libero. Oh, Gesù, io canto di ciò che hai fatto in me. Alleluia tuo nome, Signore. E io so quello che Lui dice di me. Io so quello che Lui ha promesso a me. E io so che Lui mi ama e che è con me. E ha fatto per me, ha fatto per te, ha fatto per chiunque creda in Lui. E noi lodiamo il tuo nome, Signore, perché tu sei un Dio meraviglioso, misericordioso, un Dio con noi, che è presente in mezzo a noi questa mattina, Signore. E noi vogliamo lodare il tuo nome, Signore, vogliamo ringraziarti, Signore, e celebrare il tuo nome, perché tu sei un Dio vivo e noi celebriamo che tu sei un Dio vivo. Che sogno perché il grande Dio mi accolga a sé. Insieme? È perso e mi salvò, è il suo amore, è il suo amore, che lui libera, libero sarà, sono figlio suo, se è così. Libertà ora ho, Perché? mi riscatto. Alleluia. Vivevo in schiavitù, ma Gesù morì. Per chi? Sì, per me morì. Chi lui libera, libero sarà. Sono figlio suo, se è così. Nella casa sua per me posto c'è,
se così nella casa sua per me posto c'è, sono figlio suo, se così. Sono certo, credo a quello che Dio dice di me, mi sostiene, credo a quello che Dio dice di me. Sono certo, credo a quello che Dio dice di me, mi sostiene, credo a quello che Dio dice di me, che Dio dice di me. Che Lui libera, Sarà libero. libero sarà. Noi siamo figli tuoi. Sono figlio suo, sia così. Nella Casa sua per me posto c'è, sono figlio suo, se così. Proviamo solo la Chiesa, che Lui libera. E io sono Se così e la tua casa, Signore. per me posto c'è, sono figlio suo, se così. Alleluia. E nonostante tutto, Lui ha vinto la morte. Amen. Alleluia. Chi è felice qua? Facciamo un applauso al nostro Signore Gesù Cristo, che è vinto la morte per noi. E noi ti ringraziamo, Signore, perché la luna pianse, il sole si oscurò, come dice la canzone, ma Lui risuscitò. Alleluia! Celebriamo il tuo nome, Signore, perché tu sei un Dio vivo. La luna pianse, il sole si oscurò, il giorno in cui morì. Chiodato sulla croce, col sangue suo pagò il peso del peccato e li portò. Un ultimo sospiro, il cielo si voltò, il figlio scese nelle tenebre, inguerrano per noi, la morte affrontò, sconfisse il male per l'eternità. La terra poi tremò, la tomba si aprì, niente vincerà, solo
trascurò il giorno in cui morì il Salvatore, impiegato sulla croce, col sangue suo pagò il peso del peccato e li portò. L'ultimo sospiro, il cielo si voltò, il figlio scese e tenebre in guerra andò per noi, la morte affrontò, sconfisse il male per l'eternità. La terra poi tremò, la tomba sua si aprì, niente vincerà suo grande amore. O morte, dove sei? Gesù risuscitò, sconfitta sei per sempre esaltato è, per sempre adorato è, per sempre rivive, risuscitò, risuscitò, per sempre esaltato è, per sempre adorato è, per sempre rivive, risuscitò, risuscitò. Cantiamo alleluia, cantiamo alleluia, l'agnello è il vincitore, cantiamo alleluia, cantiamo alleluia, cantiamo alleluia, l'agnello è il vincitore, cantiamo alleluia, cantiamo alleluia, cantiamo alleluia, l'agnello è il vincitore, cantiamo alleluia, cantiamo alleluia, cantiamo alleluia, per sempre esaltato è, per sempre adorato è, per sempre rivive, risuscitò, risuscitò. Solo la Chiesa. Per sempre esaltato è, per sempre adorato è, per sempre rivive, risuscitò, risuscitò. Alleluia al tuo nome, Signore. Sei vivo, Signore, in mezzo a noi. E noi lodiamo il tuo nome, Signore, perché la tua verità, Signore, tutti quelli che erano famosi, Signore, sono morti. Ma tu, Signore, sei il figlio di Dio, sei il nostro Re. E niente ha
ha potuto ucciderti, ma l'amore, Signore, l'amore che ha fatto, Signore, andare sulla croce e risorgere, Signore, è un amore che non lo possiamo misurare, è un amore che tu sei, che tu hai per noi, Signore, che tu hai per primo per noi. E noi celebriamo il tuo nome, Signore, questa mattina di Pasqua, dove tante persone, Signore, vogliono altre cose, ma noi vogliamo celebrare il tuo nome perché tu sei la vera Pasqua, Signore, il vero agnello di Dio che ha tolto, Signore, il peccato del mondo. E noi celebriamo il tuo nome per sempre, per sempre adorato per sempre e vive, risuscitò, per sempre esaltato per sempre adorato per sempre rivive, risuscitò. Amém. Potete sedervi. Sì. Mentre cantavo questa ultima canzone, questa lode, non canzone, e mi sono ricordato delle parole di Gesù, no? E durante l'ultima cena, che è un extra del messaggio, e proprio mi è venuto in mente adesso, che diceva: ho grandemente desiderato mangiare questa Pasqua insieme a voi. È interessante non tanto solo le parole, ma anche il contesto in cui sono state dette queste parole da Gesù, no? Di lì a pochi minuti i suoi discepoli lo avrebbero abbandonato, tutti, dal primo all'ultimo, fuggiti, no? E lui lo sapeva. E lui sapeva anche che c'era un uomo che l'avrebbe tradito, Giuda Iscariota. Ma lui, nonostante questo, ha detto: io ho grandemente desiderato mangiare questa Pasqua insieme a voi. E queste parole di Gesù non cambiano nel corso del tempo. Oggi, in questa Pasqua, Gesù continua a dire: ho desiderato grandemente consumare questa festa insieme a te. Anche se lui sa che poi tante volte lo rinnegheremo con le nostre attitudini, peccheremo, ma quello che importa per Cristo è che Lui sta insieme a noi oggi. E secondo la sua promessa, la parola di Dio dice che dove 2 o 3 si riuniscono nel suo nome, Lui è in mezzo a loro. Cristo è già qua, in spirito, camminando per le file della Chiesa, cercando qualcuno che condivida questa festa straordinaria che è la festa di Pasqua insieme a Lui. Ok? Vogliamo pregare che il Signore ci guidi stamattina? Nostro Dio, nostro Padre, ti ringraziamo che siamo qua un'altra volta. Grazie per questa lode, Signore, che ci ha portato vicino a te. E adesso, Signore, è il tuo momento, è la tua parola, Signore, santa, che ci accompagna, Signore, da sempre, che resterà tal quale, Signore, fino alla fine. Ti chiediamo che tu possa parlare ai nostri cuori, nel nome di Cristo Gesù. Amen. La parola Pasqua ha un significato molto interessante. La parola Pasqua nell'ebraico significa passare oltre, è un passaggio, ok?
ossia rappresentava il passaggio che il popolo di Israele ha fatto uscendo dai confini dell'Egitto. E per andare proprio al significato originale di cosa rappresentava la Pasqua e di cosa rappresenta la Pasqua ai giorni nostri, dobbiamo andare proprio quando è stata istituita questa festa. Perché non so voi carissimi, ma io più guardo a cosa il mondo pensa della Pasqua e più mi scandalizzo. Perché non è possibile che la Pasqua si sia ridotta a un uovo di cioccolata e a un coniglio. Ossia, quando noi pensiamo a cosa significa la Pasqua, alla drammaticità di cosa significa la Pasqua e anche alla cosa meravigliosa che significa la Pasqua per ogni cristiano, allora noi dobbiamo andare proprio in profondo, dobbiamo capire che cosa Cristo voleva significare con questa festa, che era la festa più importante del popolo di Israele. E andiamo là in Esodo, al capitolo 12, quando la festa è stata istituita. E dice così: il Signore parlò a Mosè e a Aronne nel paese d'Egitto dicendo: questo mese sarà per voi il primo dei mesi, sarà per voi il primo dei mesi dell'anno. Parlate a tutta la comunità di Israele e dite: il 10° giorno di questo mese ognuno prenda un agnello per famiglia, un agnello per casa. Se la casa è troppo poco numerosa per un agnello, se ne prenda uno in comune con il vicino di casa, più prossimo, tenendo conto del numero delle persone. Voi conterete ogni persona secondo quello che può mangiare dell'agnello. Il vostro agnello sia senza difetto, maschio dell'anno, potrete prendere un agnello o un capretto. Lo osserverete fino al 14° giorno di questo mese e tutta la comunità di Israele riunita lo sacrificherà al tramonto. Poi prenda del sangue dell'agnello e lo si metta su 2 stipiti e sull'architrave della porta delle case dove lo si mangerà. Se ne mangi la carne in quella notte, la si mangi arrostita al fuoco con pane azimo e con erbe amare. Non mangiatelo poco cotto o lessato nell'acqua, ma sia arrostito al fuoco con la testa, le gambe e l'interiora. Non lasciate avanzo alcuno fino alla mattina. Quello che sarà rimasto fino alla mattina bruciatelo con il fuoco, mangiatelo in questa maniera, con i vostri fianchi cinti, con i vostri calzari ai piedi, con il vostro bastone in mano, e mangiatelo in fretta, è la Pasqua del Signore. Quella notte io passerò per il paese d'Egitto, colpirò ogni primogenito nel paese d'Egitto, tanto degli uomini quanto degli animali, e farò giustizia di tutti gli dei d'Egitto. Io sono il Signore. Il sangue vi servirà di segno sulle case dove sarete. Quando io vedrò il sangue, passerò oltre e non vi sarà piaga su di voi per distruggervi quando colpirò il paese d'Egitto. Allora la Pasqua, come abbiamo detto, un passaggio, e vedremo che ci sono diversi passaggi che questo popolo, che era il popolo di Dio, il popolo di Israele, ha fatto, che non è soltanto un passaggio geografico dall'Egitto alla terra promessa nel deserto, in particolar modo, ma è un passaggio che è un passaggio principalmente dell'anima, ok? È interessante questa cosa che è successa quando dice che questi uomini dovevano prendere questo agnello il 10° giorno e lo dovevano sacrificare il 14° giorno. Interessante com'era la cultura ebraica. Loro erano allevatori di bestiame, no? E è interessante che questi uomini prendevano questo agnello e lo facevano abitare insieme a loro per 3 giorni. Voi potete immaginare questo piccolo animale docile, mansueto, dolce, l'essere vivente più dolce, più mansueto della terra. Per 3 giorni doveva mangiare, dormire, vivere insieme a loro nelle loro case, perché lo prendevano dal gregge, e infine dopo 4 giorni, al 4° giorno avrebbero dovuto sacrificarlo. Ossia, le persone si affezionavano a questo agnello, faceva parte praticamente della famiglia, ma alla fine veniva sgozzato, veniva preso il sangue e, come abbiamo visto, sparso sulle architravi della casa. Allora, per capire questo gesto noi dobbiamo andare indietro un pochino nel tempo,
ok? Questo popolo, che è il popolo di Israele, è arrivato in Egitto circa 400 anni prima. Erano 72 persone, compreso Giuseppe e sua moglie, ok? E Dio in questi 400 anni ha preso questo popolo, lo ha moltiplicato, lo ha ingrandito, lo ha benedetto, sono diventati ricchissimi, tant'è che negli ultimi 80 anni, prima che loro uscissero dai confini dell'Egitto, il popolo egiziano ha avuto paura di loro, tant'è che, dice la parola di Dio, un faraone è sorto e ha cercato di distruggere completamente il popolo di Israele perché aveva paura di loro, perché erano troppi. E questi uomini negli ultimi 80 anni hanno subito dei soprusi perché sono stati usati come degli schiavi, sono stati usati come costruttori di mattoni, questi mattoni che venivano usati per costruire le piramidi alla fine, no? Ed è interessante che in questi 400 anni il popolo di Israele ha veramente preso tutta la ricchezza, tutta la gloria del popolo di Israele, tant'è addirittura che uno di loro, ossia Giuseppe, è diventato primo ministro del popolo egiziano. Ma Dio a un certo punto ha detto: adesso non è più tempo che tu rimanga lì. Ma è interessante una cosa che succede. Io ho cominciato a ragionare su questo. Non era sufficiente che il Signore dicesse al popolo di Israele semplicemente: esci dal paese d'Egitto, io ti proteggo, punto, basta. Ma Dio, per far capire al suo popolo che era ora di andarsene da quel posto dove loro erano diventati ricchi, quel posto dove loro si erano moltiplicati, quel posto dove loro erano diventati potenti, il Signore ha mandato un faraone che li ha tormentati e perseguitati e usati come schiavi per 80 anni. Perché? Perché è quello che succede a ciascuno di noi oggi, ossia a volte noi pensiamo che la nostra vita sia tutta messa nel nostro lavoro, nel nostro conto in banca, nella nostra famiglia, nelle benedizioni che noi vogliamo oggigiorno, e il Signore ci dice: non è questa la vita, perché se tu rimani in quella vita tu rimani nella morte. Sai qual è stato il grande problema del popolo di Israele? Che loro sono usciti dal confine d'Egitto e sono andati verso la terra promessa, e quel tragitto durava 11 giorni, ma il Signore li ha fatti girare per 40 anni. E sai perché? Perché loro erano usciti dall'Egitto, ma l'Egitto non era uscito da loro, e loro pensavano che la vita era tutta lì, la vita era arricchirsi, la vita era moltiplicarsi, la vita è avere benedizioni, ma attraverso tutta questa vita loro non conoscevano ancora il senso di cosa vuol dire avere la vera vita, che è la vita spirituale. Ti faccio una domanda: Adamo ed Eva erano benedetti, sì o no? Prima della caduta. E come? Avevano tutto a disposizione, ok? Ma loro hanno desiderato qualcosa di più, volevano qualcosa di più. E questo qualcosa di più li ha portati a peccare, a cadere e a perdere tutto quello che il Signore aveva riservato per loro. Il popolo di Israele stava cominciando a desiderare di rimanere là in Egitto, perché tutto quello che loro avevano lo avevano a disposizione per la loro benedizione. Ti do una brutta notizia, ok? Il tuo lavoro, il tuo benessere, tutto quello che tu hai non è vera vita, perché la vera vita è un agnello sacrificato che ti permetterà di uscire dai confini del tuo Egitto personale, che si chiama peccato. E un agnello doveva essere sacrificato perché quel popolo poteva uscire dai confini dell'Egitto e andare verso la libertà della propria terra promessa. 11 giorni di cammino, ma loro non hanno capito che cosa significava Cristo sacrificato sulla croce. Quando quell'angelo quella notte è passato e ha visto il sangue sull'architrave, l'angelo è passato oltre e ha distrutto tutti gli dei egiziani, ha distrutto tutti i primogeniti egiziani. Perché? Perché quella non era vera vita. Io voglio dedicare questo messaggio alle persone che si chiedono ogni giorno, o forse ogni tanto, o forse una volta nella vita si sono chieste: ma è tutto qui? Ti sei mai svegliato con questa consapevolezza? Ma è tutto qui?
Ossia, io mi alzo, vado a lavorare, torno a casa, saluto i miei figli, sto con mia moglie, vado a letto, poi mi alzo, poi faccio le stesse cose domani e domani e domani, fino alla fine della mia vita, ma è tutto qui. E il Signore dice, no, non è qui il tuo posto, perché il mio posto, il tuo posto sono io. Cristo è il tuo posto, il Signore è il tuo posto, le sue braccia sono braccia eterne che ti possono stringere e dare la vera vita, ma qualcuno doveva pagare perché io e te potessimo avere la vera vita. Sai quanti agnelli sono stati sacrificati quella notte? Vediamo l'uovo di Pasqua come si intende nel mondo, vero? Quella notte in cui il popolo di Israele è uscito dai confini dell'Egitto, circa, è stato fatto un calcolo che 500.000 agnelli sono stati sacrificati, ok? 500.000 agnelli. Tu non so se hai visto, io ho visto un documentario una volta che faceva vedere come in Oriente sacrificano o tolgono la vita al bestiame, ossia sgozzano, e mentre questo sangue che schizza dappertutto, questo agnello o questo animale che viene sacrificato manda degli urli gutturali, okay, bruttissimi, di morte, consapevole che stanno per morire. Tu prova a immaginare quella notte che grido che c'è stato nell'accampamento del popolo di Israele. 500.000 agnelli che gridavano: sto morendo. Secondo te che cosa ha fatto Gesù sulla croce? Lui ha detto: io sto morendo, ma sto per dare la vita a tante persone. Quando lui ha detto le ultime parole sulla croce, ha detto: è compiuto, ho pagato pienamente per te. A volte io mi arrabbio, perfino con me stesso, quando penso: Signore, ma che valore ho io? È abbastanza per te che Cristo è morto e ha dato la sua vita per te? Tu hai abbastanza valore? Tu pensi di avere abbastanza valore per Lui? A volte noi pensiamo che Cristo ci ha abbandonato nei nostri problemi, vero? E noi stiamo gridando come il popolo di Israele. E stava gridando il popolo di Israele perché aveva un problema che non riusciva a risolvere, un faraone che lo opprimeva ogni giorno. E il Signore ha detto: nel tempo giusto io ti mando un liberatore. E quell'agnello ha liberato il popolo di Israele. Non è stato Mosè. È stato quell'agnello che è stato sacrificato, che rappresenta la vita di Cristo. La vita di Cristo rappresenta l'amore che Dio ha avuto una volta per sempre, senza condizione, sulla croce per me e per te. Non dimenticarlo mai. Ricordati qual è il nome del tuo Salvatore. Lui si chiama Emanuele, che vuol dire Dio con noi. Dopo mi dite perché io non voglio diventare pentecostale. Io salto di gioia quando queste verità entrano nel mio cuore. E vorrei che anche tu potessi saltare insieme a me. La Pasqua rappresenta questo passaggio dalla morte alla vita, ma ovviamente qualcuno doveva pagare. La Pasqua rappresenta un passaggio da una mente schiava a una mente libera. Dice così una parte di questo testo che abbiamo letto: mangiatelo in questa maniera, mangiate l'agnello in questa maniera, con i vostri fianchi cinti, con i vostri calzari ai piedi e con il vostro bastone in mano, e mangiatelo in fretta, è la Pasqua del Signore. Sai qual è il più grande danno che questi 80 anni di schiavitù ha fatto il faraone? Non è tanto nell'ambito materiale, ma nell'ambito psicologico.
80 anni in cui questo popolo, 2 generazioni si sono succedute, da padre a figlio, si sono trasmessi questa mentalità da schiavi, ok? Hanno cominciato a pensare da schiavi. Ed è quello che il mondo vuole per ciascun uomo su questa terra. Il mondo vuole che noi pensiamo da schiavi. Dipendere dalla TV. Dipendere da quello che dicono, senza verificare cosa dice la parola di Dio, che è eterna. E il Signore dice: mangiate la Pasqua in un modo diverso. Non pensate alle cipolle dell'Egitto, non pensate alle angurie dell'Egitto che vi davano, vi riempivano i vostri piatti, ma eravate schiavi. Forse qualcuno ha visto, per sdrammatizzare un po' la cosa, che ha mai visto il film Galline in fuga? Qualcuno di voi ha visto? È interessante che questa azienda di galline, no? A un certo punto decidono che non bastano più le uova, facciamo a pezzi le galline e le vendiamo perché così è più conveniente, no? E allora che cosa hanno cominciato a fare questi 2 padroni? Hanno riempito questi mangiatoi, no, di grano, finché queste galline sono ingrassate, ma una gallina che era più intelligente delle altre, che voleva costruire un aereo per scappare, provate a immaginare, ma ha detto: se ci riempiono le mangiatoie c'è qualcosa che non va. Il mondo ci riempie la mangiatoia e noi dobbiamo dire: c'è qualcosa che non va, perché ci vogliono galline grasse da fare fuori. E il Signore dice: mangiate la Pasqua in un modo diverso. Mangiatela in piedi, mangiatela col bastone in mano, mangiatela con i fianchi cinti e i vostri calzari ai piedi, perché voi da ora in poi non dovete più pensare da schiavi, ma dovete pensare da uomini liberi. Sai qual è il grande problema della Chiesa moderna? Che è la 7ª lettera di Apocalisse, la Chiesa di Laodicea. Sai cosa significa la parola Laodicea? Significa che piace al popolo, la Chiesa che piace al popolo. E Dio dice: questa è una Chiesa fredda, non fredda, tiepida, peggio ancora. A Laodicea c'era un sistema interessante di distribuzione dell'acqua potabile. Tutte le altre città intorno, questo è storico, no? Avevano l'acqua fresca che poteva essere bevuta. Laodicea era l'unica città che aveva sorgenti di acqua calda. E quando ovviamente loro non riuscivano a portare l'acqua calda, l'acqua fresca da un'altra città perché non c'erano sistemi idrici adeguati, bevevano l'acqua tiepida. Ma ovviamente l'acqua tiepida, non so se hai mai bevuto acqua tiepida, dà il vomito, dà la nausea, ed è per quello che Dio ha detto: io ti vomiterò dalla mia bocca. Sai qual è il grande problema della Chiesa moderna? Sono ricco, mi sono arricchito e non ho bisogno di nulla. E Cristo dice: e tu sei povero, e tu sei cieco, e hai bisogno completamente di me. Hai bisogno di pensare in un modo diverso. Hai bisogno di camminare insieme a te, ascoltare la mia parola, rinnovare la tua mente, perché altrimenti, se non rinnovi la tua mente attraverso la parola di Dio, tu sarai sempre schiavo del tuo Egitto personale e rimarrai là anche se sei stato liberato dal sangue dell'agnello. Io non capisco, fratelli, come una persona non si ciba della parola di Dio giornalmente. Non riesco a capirlo. Come tu puoi rinnovare la tua mente sarà piena di Egitto per tutta la vita. E il Signore dice: mangia questa Pasqua così, con i tuoi fianchi cinti. Sai perché fianchi cinti? Interessante questo simbolo. Gli ebrei avevano una veste lunga, ok? Per camminare loro erano costretti a tirar su i lembi delle vesti, legarsele in vita e essere pronti a camminare, altrimenti questa veste avrebbe fatto inciampare quelle persone, cadere quelle persone, non erano in grado di camminare in quel modo. E il Signore dice: sii pronto ad uscire dai tuoi atteggiamenti antichi,
Sii pronto a camminare con me. Tu vuoi essere libero? Abbiamo cantato, no? Chi lui libera, libero sarà. Io predico stamattina per le persone che stanno gridando al Signore dicendo: Signore, voglio essere libero da questo mio atteggiamento. Signore, voglio liberarmi dall'Egitto che mi insegue. È una vita che io cammino così, è una vita che io penso così, è una vita che io faccio così. Il Signore dice: sei libero perché il sangue dell'agnello è stato sparso per te. Tu sei libero. Isaia 53, quando dice: e mediante le sue lividure voi siete stati guariti. Lui dice: per caso sarete guariti? O dice: siete stati guariti? La guarigione c'è già, fratelli. La libertà c'è già, bisogna solo che noi la afferriamo. Ed è interessante il secondo simbolo che dice: con il vostro bastone in mano. Tu sai di avere un'autorità che Dio ti ha dato per combattere nella vita di tutti i giorni, l'autorità del tuo bastone, l'autorità della parola di Dio. Interessante che neanche Mosè era consapevole di questo. Quando loro sono usciti dal confine dell'Egitto, arrivano davanti a dove? Al Mar Rosso. Un grosso problema che neanche Mosè riusciva a risolvere. Ed è interessante, se tu vai là in Esodo capitolo 14, se hai tempo 5 minuti oggi pomeriggio, vallo a leggere, molto interessante. Mosè che conforta il popolo e dice: non vi preoccupate, popolo di Israele, perché il Signore combatterà con noi. Un pochino più avanti c'è scritto che Dio risponde a Mosè dicendogli: Mosè, perché gridi a me? Metti il tuo bastone nell'acqua e cammina. Neanche lui sapeva di avere autorità per fare quello che stava facendo. E il Signore gli dice: metti il tuo bastone nell'acqua, comincia a camminare, esci fuori da quella mentalità da perdente che il mondo ha messo dentro di te, perché il Signore ti ha fatto vincitore, anzi più che vincitore. Guarda in faccia il tuo problema e comincia a dirgli: anche se tu sarai qua per tutta la vita davanti a me, io ho autorità perché me l'ha data il Signore. Amen, Chiesa? Tu vuoi questo? È questo che noi dobbiamo fare. Noi dobbiamo cominciare a pensare come dei vincitori. Il popolo di Israele, il grande problema è che non pensava da vincitore, ma pensava da schiavo. Allora diceva: con i vostri fianchi cinti, con i vostri calzari ai piedi e con il vostro bastone in mano. I calzari è simbolo di libertà, perché gli schiavi non portavano i sandali, ma le persone libere sì. Ti ricordi che cosa ha fatto il figlio e il padre del figlio il prodigo quando lui è tornato sporco, lacero, puzzolente, che aveva persino desiderato di mangiare insieme ai maiali? Facciamo festa, dategli un anello al dito, mettetegli i calzari ai piedi e un abito pulito e facciamo festa. Vuoi pensare insieme a me da persona vittoriosa? Oggi è la nostra Pasqua, ricordati. Sii pronto a lasciare dietro di te i tuoi atteggiamenti. Comincia a santificare la tua vita perché Cristo ti vuole libero. Prendi il tuo bastone in mano che è la parola di Dio e comincia a dichiarare nel mondo spirituale che Satana non ha potere su di te. Se lui ti ricorda le tue sconfitte, tu ricordagli che lui è già stato sconfitto una volta per sempre sulla croce. È questo che ha fatto la croce, un passaggio da una mentalità da schiavi a una mentalità da liberi. E ultima cosa che voglio dirti stamattina. La Pasqua rappresenta un passaggio dalle tenebre dell'ignoranza alla luce della conoscenza. Per capire questo principio dobbiamo andare qualche capitolo indietro nel libro di Esodo, quando dice: perciò di ai figli di Israele, io sono il Signore, quindi vi sottrarrò dai duri lavori di cui vi gravano gli egiziani.
vi libererò dalla loro schiavitù e vi salverò con braccio steso e con grandi atti di giudizio. Vi prenderò come mio popolo, sarò vostro Dio e voi conoscerete che io sono il Signore, il vostro Dio che vi sottrae ai duri lavori impostivi dagli egiziani. Vi farò entrare nel paese che giurai di dare ad Abramo, a Isacco e a Giacobbe, io ve lo darò in possesso, io sono il Signore. Conoscerete che io sono il Signore. Allora, ti faccio una domanda che può essere e può diventare scomoda per te. Come pensi che il Signore manifesterà la sua persona nella tua vita? Come pensi che Lui si farà conoscere a te? Sai qual è l'unico modo in cui Dio può agire da Dio soprannaturale, onnipotente, onnipresente, onnisciente come Lui è? La condizione principale perché Lui si faccia conoscere è l'impossibilità umana. Se tu stai vivendo un problema che dici non posso fare niente contro questo, il Signore ti dice adesso scendo in campo io. Loro si sono trovati davanti al Mar Rosso, loro si sono trovati davanti a un problema che non riuscivano a risolvere. E sai che cosa Dio ha detto? Io farò segni, farò miracoli, aprirò il Mar Rosso perché tu possa conoscere chi io sono. Bello, no? Quando tutto va bene. Finché Giobbe era ricco, aveva figli fedeli, tutto gli funzionava, pieno di servi, l'uomo più ricco dell'Oriente, dice la parola di Dio. Ma poi arriva una malattia e poi perde tutto. Più di 30 capitoli di lamentele, ok? Assomiglia a me qualche volta. Non so se assomiglia a te. Benvenuto nell'umanità. Ma è interessante che dopo un lungo discorso che lui getta nel nulla, tra virgolette nel nulla, Dio interviene e comincia a parlare con lui. E la prima cosa che Dio dice: chi è quest'uomo che oscura i miei disegni? E dopo che Dio ha cominciato a parlare con lui, ti ricordi che cosa lui ha detto? Prima io avevo sentito parlare di te, ma adesso io ti ho visto. Adesso io ti conosco. Finché Dio ti lascia in pace, tu potrai continuare a camminare in questa vita allegro, tranquillo, come una farfallina, arrivare perfino al giorno della morte e dire ho vissuto una bella vita. Ma dopo quella vita ci sono due strade, non ce ne sono tante, o con Dio o lontano da Dio per l'eternità, soffrendo le pene di qualcosa che Dio non ha preparato per gli esseri umani, perché tu sai che l'inferno non è stato preparato per gli esseri umani. La parola di Dio dice che è stato preparato per Satana e per i suoi angeli. Ma se io insisto a rimanere nel mio Egitto, se io insisto a continuare a fare il mio stile di vita, il Signore ci sta dicendo: hai un problema, gloria a Dio, perché adesso Dio si farà conoscere a te. Allora pregherò adesso di mandare un sacco di problemi in più. Ma sai, Dio si manifesta in mezzo ai problemi. Dio si manifesta in mezzo alle difficoltà e a quelle cose che noi non riusciamo a risolvere. La Pasqua è proprio questo, il passaggio dall'Egitto, del buio dell'Egitto, degli idoli che non parlano, degli idoli che non hanno vita, degli idoli muti, a un Dio vivente che può e vuole manifestarsi a ciascuno di noi. Questa è la Pasqua, gente. Questa è la Pasqua. Un passaggio dalla vita, dalla morte alla vita. Un passaggio da una mentalità schiava a una mentalità da persone libere. Il passaggio dall'ignoranza spirituale alla conoscenza di un Dio vivo. Questa è la nostra Pasqua. Tu vuoi passare ai confini dell'Egitto? Ti voglio dare l'ultima esortazione, ok? Dall'Egitto, ossia da una vita
che non è in armonia con Dio alla terra promessa, ossia una vita piena, soddisfacente. Gesù ha detto: io sono venuto per darvi vita e vita in abbondanza. Ci sono 11 giorni di cammino. La vita è breve, il tragitto è breve. Sta a te decidere se vuoi fare 40 anni nel deserto. L'agnello è stato sacrificato, la libertà è a tua disposizione, ma noi dobbiamo prendere delle decisioni serie con Dio. Questo messaggio mi ha messo profondamente in crisi, sai? Perché il Signore mi ha detto: esci fuori da tutte quelle cose che ti frenano, esci fuori da tutte quelle cose che ti stanno tenendo ancorato all'Egitto. Io so che ciascuno di noi ha un po' di Egitto dentro, è vero? Ti ricordi che il testo che abbiamo letto all'inizio? Mangiate pani di sincerità, di verità, e dite al Signore che cosa vi impedisce di camminare. E sai che cosa Lui farà? Bentornato, figlio, entra nella gioia del tuo Signore. Ma è una cosa che è tra te e Dio, ok? E io vorrei in questo momento che potessimo pregare insieme. Hai capito la parola di Dio stamattina? Ok. E mentre noi preghiamo, io vorrei che tu potessi fare un excursus, un panorama della tua vita. Considerare quello che veramente ti impedisce di camminare con Cristo. Ricorda bene una cosa: io ho imparato questo principio all'inizio della mia vita cristiana. Far parte dell'elenco dei membri di una chiesa non conta assolutamente nulla. Se tu sogni di diventare parte della Chiesa Battista Agape senza essere uscito dall'Egitto, senza aver consumato la tua Pasqua, la parola di Dio ha già fatto il suo giudizio. Ma se tu stai dicendo: Signore, tu hai provveduto tutto per me, quel sangue è stato sparso e io voglio che quel sangue sia sugli stipiti del mio cuore, io voglio essere libero, io voglio camminare con te verso la terra promessa, allora sì che conta partecipare a una chiesa. Nostro Dio, nostro Padre, ti ringraziamo per questa mattina ripiena del tuo Spirito. Grazie, Signore, per la vita che hai messo dentro ciascuno, che ti ha ricevuto con sincerità, con semplicità, e ha detto: io ho bisogno di libertà. Mediante le lividure, mediante le ferite di Cristo, noi siamo già stati guariti. Grazie, Signore, per questa grande verità che tu ci hai lasciato nella tua parola. E stamattina, Signore, chi è in cerca di te e ancora non ti ha trovato, io ti chiedo nel nome di Cristo Gesù che questa mattina possa aprire il suo cuore a te e dire: Signore, toglimi dal mio Egitto, toglimi dal mio peccato, toglimi dalla mia attitudine. Voglio entrare nella terra promessa. Se tu stai decidendo questo, poi puoi parlare con me, puoi parlare con qualche diacono e vogliamo condividere insieme la tua decisione che avrà fatto la differenza tra il vivere una vita di schiavitù e una vita di libertà. Grazie, Signore, per tutto quello che hai provveduto per noi. Io ti ringrazio e ti benedico per questa mattina insieme, nel nome di Cristo Gesù. Amen. 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 Hai sentito la presenza di Dio stamattina? Amen.
anche io. Che il Signore continui ad amministrare le nostre vite anche quando torneremo alle nostre case. Ma adesso dobbiamo proseguire la nostra festa, no? E adesso abbiamo la cena del Signore, ok? Tu che sei qua stamattina, che hai condiviso questo tempo insieme a noi, che hai deciso di, come Gesù ha detto, ti ricordi? Ha detto: ho grandemente desiderato consumare questa Pasqua insieme a voi. Allora ti chiedo di alzarti e di fare con la stessa procedura di tutte le domeniche, di alzarsi, venire qua. Invito già i diaconi, per favore, di venire a distribuire gli elementi. Tu verrai, e il diacono e anche io di qua, da questa parte, ti daremo il pane e tu potrai prendere il bicchierino di vino, ok? Poi lo condivideremo insieme, va bene? Se tu hai deciso di prendere la cena del Signore, alzati in piedi, per favore, e comincia a camminare per la corsia centrale, rientra da quella laterale. Ok? Grazie. Su ogni re, sulla natura e sulla creazione, su ogni sapienza ed ogni via dell'uomo. Regna Dio che tutto ciò creò. Su ogni regno, su ogni trono, su ogni cosa che può cambiare il cuore, su ogni ricchezza e sopra ogni persona, posto sia con lui che degno è. La croce vì la vita sua, per me sacrificò una rosa calpestata fu, morì Gesù con gran dolore, pensando a sulla creazione, sogni sapienza e ogni via del mondo. Regna Dio che tutto ciò creò. Su ogni regno, su ogni trono, su ogni cosa che può cambiare il cuore, su ogni ricchezza e sopra ogni persona, posto sia colui che degno è. E morì sulla croce vì sacrificò una rosa calpestata fu, morì Gesù con gran dolore, pensando a
con gran dolor, pensando a me. Amen. Tutti hanno ricevuto? Ok. E vorrei che tu potessi portare a casa queste parole che Gesù ha detto ai suoi discepoli durante l'ultima cena, che era la Pasqua del Signore. Ho grandemente desiderato mangiare questa Pasqua insieme a te. Amen. Mentre pensiamo a questo, prendiamo il pane e ricordiamo che il corpo di Cristo è stato spezzato sulla croce per ciascuno di noi. Prendiamo insieme. Io ti ringrazio, Signore, perché in un modo così speciale questa grazia è arrivata a noi oggi, è arrivata alla mia vita, alla vita della mia famiglia e nella vita della tua Chiesa. Benedici, Signore, benedici ogni giorno il tuo popolo, che noi possiamo sempre avere lo sguardo verso quella croce e ricordarsi sempre che quella croce è vuota, Signore, e i nostri peccati, Padre, sono stati perdonati, che siamo liberi, Signore, nel nome di Gesù. Amen. Amen. Allo stesso modo prendiamo questo elemento che ci ricorda il sangue di quell'agnello che è stato sacrificato quella notte, che ovviamente che rappresenta la vita di Cristo. E la mia speranza, ascolta bene quello che ti dico, la mia speranza è che questo sangue sia sparso sulla porta del tuo cuore. Amen. Prendiamo insieme. Nostro Dio, nostro Padre, grazie per questa ricordanza, per questo memoriale, Signore, che ci ricorda sempre quanto noi valiamo per te e quanto tu hai speso perché oggi noi potessimo essere qua. Grazie, Signore, per la vita di tuo Figlio offerta in sacrificio per noi, nel nome di Cristo Gesù. Amen. Possiamo continuare ad adorare il Signore con le nostre primizie, con le nostre offerte, con le nostre decime, quello che il Signore ci ha dato per la sua opera. Nostre mani adoriamo Gesù, l'agnello
Signore, noi ti ringraziamo, Padre, ti lodiamo, esaltiamo il tuo nome, Padre, perché tu sei degno di ogni lode e di ogni onore, Signore. Tu sei degno, Signore, di tutto ciò che noi possiamo rendere a te, Signore. Tu meriti, Signore, molto di più di quello che noi possiamo dare. E noi ti ringraziamo, Signore, per le offerte, per le decime, per le vite che sono state consegnate al tuo altario, Padre. Gloria al tuo nome, Gesù, in nome di Gesù. Amen. Ok, potete sedervi. Allora, un minuto solo per un annuncio. Allora, oggi è l'ultima domenica utile per l'iscrizione al corso di Apocalisse che comincerà martedì sera alle ore 20, ok? Allora, durerà per 2 martedì. La prima cosa che voglio dirvi è che non sarà trasmesso online, ok? In questi giorni, ovviamente noi abbiamo il culto online e questa è una benedizione. Però stiamo anche insieme alle sorelle del nostro gruppo preadolescenti, no? Stiamo leggendo degli articoli molto interessanti. Uno di questi che mi ha colpito proprio in questa settimana, che mi ha inviato una sorella, era un pastore che parlava, no, delle ultime tendenze ecclesiastiche di alcune chiese, America, Nord America, Sud America, eccetera. Alcune, non tutte, ma ovviamente è una cosa che mi ha colpito in particolar modo, ossia le chiese nel metaverso, ok? Ossia pastore ologramma proiettato in diverse sedi senza la necessità della presenza, ok? Io ho detto, Signore, fra un po' inventano il pastore jukebox con la monetina e ti canta quello che vuoi tu, no? Fra poco. App pastore, esatto. Ho detto no, almeno il corso di Apocalisse, per favore, concedetemi di farlo presenziale, anche perché è un corso che non è semplicissimo, è un corso in cui bisogna interagire, bisogna fare domande, il predicatore deve parlare, insomma c'è tutta una dinamica che bisogna rispettare, ok? Online è molto difficile, quindi non sarà online ma presenziale. Allora, per presenziare occorre prendere le dispense. Ne ho circa una trentina a disposizione, ok? Il costo è di 5 euro. Allora, fratelli, è un costo rappresentativo perché rappresenta gli studi di diversi anni, ok? È proprio per fare un'offerta alla Chiesa. Al pastore Alessandro non viene in tasca niente, ok? È solo per fare diciamo così, aiutare la Chiesa in questo processo, no, di amministrazione. Se tu vuoi, puoi parlare con me, io prenderò il tuo nome. 5 euro le dispense, martedì sera ore 20, martedì 19, che è fra 2 giorni, ok? E martedì 26, ok? Sono 2 incontri di 2 ore ciascuno circa, va bene? Questo è. Adesso voglio chiamare, perché adesso dobbiamo chiudere in bellezza la nostra festa di Pasqua. Maria, dove sei? Allora adesso ci saranno le estrazioni della lotteria di Pasqua, ok? Allora vi do un bel annuncio, state attenti. Sono stati raccolti attraverso questa lotteria, che andranno tutti a favore dei profughi dell'Ucraina. Sono stati raccolti 872 euro. Gloria a Dio. L'unica cosa che ovviamente il Ministero di Patchwork, che è l'autore dei nostri premi, prenderà il 10% ovviamente per il materiale. Questo mi sembra più che giusto, ok? Quindi noi invieremo a coloro che hanno bisogno di questo circa 800 euro, e penso che in una situazione economica come la nostra, in un periodo come il nostro, questo sia veramente un miracolo, ok? Ringraziamo Dio per questo. Va bene, Maria? Sì. 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 No. Tu vorresti stare a casa a guardarlo, ma io non te lo permetto. No, cerchiamo di organizzare che qualcuno ti venga a prendere, vediamo come fare, ok? Ok, 5 volontari per favore che fanno l'estrazione. Dai ragazzi, vi pago, ok? Su, dai, 5 giovani, su, forza.
Dai, Larissa, dai, vieni. Vittoria c'è già? No, Vittoria porta in giro il microfono? No. Vittoria? Poi altri 3? Sì? Ok. Altri 2? Dottor Muccia, quinto premio. È andato via. Ah, dai, 2 qua? Ok, sono 5. Maria? Lascio a voi il posto perché io mi sento in imbarazzo qua davanti. Chi è presente? Prova. Andate là in fondo e prende. Allora, quinto prêmio 716. Tem scritto qua, dottor Muja, che è andato via già. Allora, quarto prêmio Antonello 523. Terzo premio, dai, vai tu. Vai là in fondo. Ho preso. Dai, leggi. 124 Sabrina Botta. Ah! Scrivi qua, terzo premio. Terzo premio. Chi fa il patchwork vince il premio del patchwork, mai visto. Alberti Domenica 197. Di nuovo, Anna! Di nuovo! I biglietti che ha venduto lei. Ah! Primo premio pastore, vediamo. Allora, Se prendo il mio? non importa il pastore. Dai. Ah, apro io. Sì. 215 Roby. Ah, questo è buono, 215. Non c'è. Non c'è. Non c'è? Non c'è il primo premio. No, non c'è la persona. Non c'è la persona. Finito. Dai. Luisa, sì? Togli un altro numero, quello di Sabrina. È inutile. Mia mamma ce lo do, però quello di Sabrina no, un altro. Ma ce li faccio sempre qui. Ok. Dai, prendi un altro. $522. 522. Qualcuno al 522? Carina di Conegliano sarà. Buon pastore. Va bene? A posto? Ok, chi non c'era ritiri, se non li ritiro li prendo io, ok? I premi. Va bene, fratelli, alziamoci in piedi, chiudiamo il nostro culto con una preghiera. E che la settimana che viene sia una settimana di pani azimi, ok? Semplicità, sincerità nella presenza di Dio. Signore, grazie per il culto di stamattina. Adesso, Signore, che torneremo alle nostre case, che l'amore di Dio nostro Padre, la grazia salvatrice di Cristo e le consolazioni dello Spirito di Dio con noi siano e con tutto il popolo di Dio su tutta la terra, da oggi e per sempre. Amen. Buona settimana.